Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, buon inizio di settimana, c'è subito la cronaca in primo piano e dobbiamo raccontare all'inizio di questo nostro Focus TG di due tragedie che hanno colpito, due tragedie molto diverse l'una dall'altra, che hanno colpito la Marca trevigiana, a partire dall'omicidio che si è consumato ieri sera a Preganziol, un'aggressione che era un tentato omicidio fino a questa mattina. Poi la vittima, un 67enne di Preganziol, è morta in ospedale, trasformando quindi questo evento drammatico in un vero e proprio omicidio, per cui c'è una 59enne in stato di arresto con l'accusa di omicidio aggravato. Parliamo di un'aggressione con un coltello, una coltellata inflitta dalla donna all'uomo. Parliamo di una donna che era ospitata dal 67enne vedovo, un'amica questa dell'uomo, che aveva problemi con l'abitazione per uno sfratto ed era ospitata temporaneamente in casa dell'uomo. Non si sa cosa sia successo, sta di fatto che la donna ha coltellato l'uomo è morto, dunque è stata arrestata per omicidio. Fra poco ci collegheremo con Lina Paronetto, che si trova al comando dei Carabinieri di Treviso, e questa mattina hanno dato un aggiornamento importante. Anche cercheremo di capire la dinamica di quanto accaduto, il movente anche di questo terribile omicidio avvenuto a Preganziol. Dicevamo però c'è l'altra tragedia, ovvero quella avvenuta in montagna a San Vito di Cadore nel Bernulese, sulle Dolomiti, ma che riguarda la Marca trevigiana, perché le due vittime, un uomo e una donna, Elisa e Abel, due sciatori esperti, sono di Conegliano e di Vittorio Veneto, sono stati travolti da una valanga insieme a altri due compagni mentre appunto si trovavano nella zona di Forcella Giau a San Vito di Cadore, in una domenica nella quale c'era una allerta di valanghe. Allora ripartiamo da qui, dalla tragedia. La morte di Elisa e Abel è avvenuta di fatto nel tarda serata, dopo che erano stati entrambi ricoverati in gravissime condizioni in ospedale. La montagna prima o poi mi porterà via. Un presagio terribile, quello scritto sui social da Abel, che ha trovato la morte sotto un muro di neve. Le speranze sono durate poche ore. Prima Elisa Denardi, 39enne di Conegliano, poi Abel Ayala Ancundia, 38enne originario dell'Ecuador e residente a Vittorio Veneto. Le vittime della tragedia che ha insanguinato le Dolomiti in una giornata nella quale il rischio per chi si avventurava nella neve era alto, troppo alto. La valanga che li ha travolti, staccatasi da una parete a Forcella Giau a 2300 metri di altezza, ha confermato nel modo più drammatico quel bollettino che invitava gli sciatori, anche i più esperti, a desistere. Non loro, il gruppetto di appassionati ed esperti che ha sfidato la montagna. Con Abel ed Elisa anche il fratello di lei, il 51enne Andrea Denardi, e un quarto sci alpinista, l'unico capace di evitare il muro bianco per un soffio, che è stato fondamentale per salvare Denardi, riportandolo in superficie, mentre la valanga trascinava a valle Elisa e Abel. Soccorsi complessi, difficili e pericolosi. Il manto nevoso e le condizioni meteo instabili hanno costretto gli uomini del soccorso alpino ad una marcia pericolosa, preludio di un'operazione di salvataggio ad alta complessità. Approfittando di un varco, l'elicottero del suo Pieve di Cadore è riuscito ad arrivare sul posto tempestivamente, sbarcando l'equipe medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila, mentre l'eliambulanza di Treviso provava ad avvicinarsi. Inutili tentativi da parte dell'elicottero di Bolzano, che ha ripiegato per la scarsa visibilità. Parte delle squadre del soccorso alpino di San Vito di Cadore, Cortina, Alleghe Val Fiorentina, Livinna Longo e della Guardia di Finanza sono salite con gli sci. Una quarantina in tutto i soccorritori impegnati. Il primo ad essere individuato è stato Anchiunda, trovato sotto 2 metri di neve. Riportato in superficie, il personale medico ha subito iniziato le manovre di rianimazione. Imbarcato poi da Falco, è stato trasportato a Mestre, ma è morto nella tarda serata. Più complessa l'individuazione di Elisa, perché i segnali indicavano un punto, ma le sonde non riuscivano a raggiungerla. La sci alpinista era intrappolata a oltre 3 metri di profondità. Quando il cane di un'unità cinofila ha iniziato a scavare, i soccorritori si sono raccolti attorno a quel punto e hanno iniziato ad abbassare il livello della massa di ghiaccio e neve, finché il sondaggio ha rivelato finalmente l'esatta posizione della donna. Quando è stata estratta dalla neve, la donna già non respirava. I medici l'hanno rianimata sul posto, fino a che finalmente il cuore di Elisa non ha ripreso a battere. La 39enne è stata trasportata a Treviso, ricoverata in rianimazione, ma è morta poco dopo. Dunque davvero una terribile tragedia. Ancora una volta si ripropone anche la questione dell'ascoltare gli avvertimenti, i bollettini che indicavano una giornata difficile e molto pericolosa sulle montagne.
Fra poco, vi dicevo, ci collegheremo con Lina Paronetto a Treviso per l'omicidio di Preganzioli. Intanto vi raccontiamo dei funerali di Jacopo Apolloni, lo ricorderete, il giovanissimo morto dopo un incidente stradale, era stato colpito da un malore in sella alla moto a Cittadella. A Roana, dopodomani, l'addio. È stato fissato per mercoledì prossimo, il 19 marzo alle 16, nella chiesa parrocchiale di Roana, il funerale di Jacopo Apolloni, il ragazzo morto a 18 anni in un incidente stradale a Cittadella. Il giovane, che frequentava la quarta classe automazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Thiene, era stato colto da un malore, non si esclude un aneurisma, mentre era in sella la sua amata motocicletta, un Fantic 125. Assieme a lui un'amica, 17 anni, di Cittadella, rimasta lievemente ferita nell'impatto con una Jaguar condotta da un 32enne. La settimana scorsa è stata effettuata l'autopsia sul corpo del ragazzo per cercare di capire le esatte cause del decesso di questo giovane amato da tutti, pieno di idee e iniziative, appassionato di motori. Nel garage di casa dove viveva con i genitori a Roana aveva allestito un'officina dove poter dar libero sfogo alle sue idee assieme agli inseparabili amici. Mercoledì pomeriggio nel piccolo paese dell'Altopiano sono attese tantissime persone, a cominciare proprio da tutti i suoi compagni di scuola, quelli che assieme a lui sognavano un domani carico di avventure e che assieme a Jacopo avevano iniziato a costruire il loro futuro. Un grave incidente domestico a Trebaseleghe, un bimbo di 2 anni ieri pomeriggio ha battuto la testa mentre giocava. È uscito dalla terapia intensiva ed è stato portato in reparto per la riabilitazione il bambino di 2 anni, protagonista di un grave infortunio domestico avvenuto nel fine settimana a Trebaseleghe. Il piccolo stava giocando con il fratello maggiore una domenica di pomeriggio di tranquillità nel giardino di casa. All'improvviso la caduta e il colpo fortissimo alla testa. Il piccolo a terra non dava segni di ripresa, i genitori hanno chiamato il SUEM che è arrivato sul posto con l'elisoccorso che poi ha trasportato il piccolo d'urgenza in pediatria a Padova. Dopo aver trascorso la notte in terapia intensiva, questa mattina il bimbo è stato estubato. Fortunatamente respira da solo e ha risposto positivamente dopo essere stato risvegliato. Le sue condizioni, seppur delicate, sono in fase di miglioramento. Allora adesso andiamo a Treviso, lo dicevamo in apertura, quello che era un tentato omicidio è diventato omicidio questa mattina con la morte del 67enne in ospedale. In comando a Treviso dai carabinieri Lina Paronetto insieme al tenente colonnello Stefano Mazzanti. Buongiorno Lina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo qui col colonnello Mazzanti, è appena terminato il punto stampa con i giornalisti proprio per chiarire le circostanze di questo omicidio aggravato, contestato a una 56enne trevigiana, Barbara Mazzariol, che ieri sera alle 18:30 circa, siamo in via Fratelli Bandiera a Preganziol. Colonnello, cosa avrebbe fatto? Sì, buongiorno a tutti. Intanto si è verificato appunto questo delitto che è maturato nell'ambito di un alterco che era già scaturito la mattina tra il Pereni, il deceduto, e la Mazzariol. Secondo quanto ha raccontato lei dalle prime battute, il delitto è maturato nell'ambito di questa discussione che è degenerata per il fatto che l'uomo voleva mandarla via di casa dove lei era ospite da qualche mese, essendo stata stessa sfrattata. Per cui al culmine di questa discussione lei avrebbe preso questo coltello e avrebbe colpito il Pereni all'altezza dell'incostato sinistro, dove appunto è stata poi procurata questa ferita che ha portato alla morte. Lui stesso ha chiamato il 118, quindi era ancora cosciente, è rimasto cosciente. Un'unica coltellata all'altezza del costato che però poi si è visto ha interessato purtroppo il cuore e con le sue gambe ha raggiunto l'ambulanza. Sì, e lui stesso ha chiamato il 118 dicendo appunto che era stato accoltellato dalla donna che era con lui e a quel punto ha atteso l'ambulanza, è salito con le sue gambe, ma insomma i sanitari poi hanno compreso che la ferita era molto grave e nel corso dell'intervento d'urgenza a cui è stato sottoposto è deceduto. Lei ha parzialmente ammesso, era lì presente in casa, aveva riposto il coltello ma era lì quando voi siete arrivati.
anche non avesse ammesso le sue responsabilità, c'era la telefonata del Pereni. Sì, chiaramente il Pereni, insomma, poi avremo modo di sentire, di ascoltare e di trascrivere anche la telefonata, però comunque lei ha atteso che arrivassero i militari dell'Arma del 112 e ha mostrato il coltello dove aveva posato appunto il coltello che ha usato per colpire il Pereni. Naturalmente coltello che è stato sequestrato insieme a tutta una serie di reperti, vestiti di entrambi per sottoporli al RIS. Abbiamo detto una donna che era comunque lavorava regolarmente, era stata sfrattata però da un'abitazione del quartiere di San Paolo da Viale Italia qualche mese fa e aveva trovato ospitalità dal Pereni, che viveva solo appunto in quanto vedovo. A questo punto dove si trova la donna? La donna è stata portata in carcere a Venezia, dove in attesa di essere sottoposto all'interrogatorio di garanzia, nelle prossime ore il GIP deciderà di interrogarla e deciderà sulla misura da adottare nei suoi confronti. Ci sarà naturalmente l'autopsia, comandante? Sì, chiaramente in questi casi viene sempre disposta l'autopsia da parte del pubblico ministero, il dottor De Bortoli, e da qui poi vedremo quali sono gli accertamenti da fare per poter poi corroborare tutto il quadro probatorio. Ecco, la linea che già la donna vi ha in qualche modo indicato è quella di una legittima difesa da parte sua. Sì, lei ha riferito di essersi sentita minacciata dal Pereni nel corso di questa discussione e quindi di aver preso il coltello e di averlo colpito in conseguenza del fatto che appunto il Pereni si stava avvicinando a lei. Però lei non aveva delle percosse piuttosto che dei segni di violenza subita? No, non aveva segni di violenza, fatta eccezione per un taglio alla mano che verosimilmente potrebbe essersi procurata nel corso dell'accoltellamento, e non erano noti comunque precedenti di codice rosso tra i due. E per quanto riguarda i precedenti di lui non c'era nulla che potesse far pensare a un personaggio violento? No, niente di significativo. Grazie al colonnello Stefano Mazzanti. Nicola, direi dal comando provinciale dell'Arma insieme a Francesco Ceron restituiamo la linea allo studio. Grazie a Lina Paronito, grazie anche al tenente colonnello Mazzanti, grazie anche a Francesco Ceron. Dunque questa la linea difensiva della donna arrestata per l'omicidio del 67enne che la ospitava, dunque una legittima difesa, dice la donna, è un'aggressione, lui lo voleva mandare via, quindi all'origine c'è il dramma anche il dramma della casa. Un omicidio questo che troverà i suoi contorni nelle prossime ore. C'è invece un omicidio che è ancora un giallo, lo sapete, insomma anche a livello nazionale, l'omicidio di Liliana Resinovic. Uno dei periti della procura su questo complessissimo caso di Liliana Resinovic è l'entomologo trevigiano Stefano Vanin, che tra le sue attività ha anche quello di consulente per un caso che è il caso, diciamo, di cronaca nera italiano, cioè quello del mostro di Firenze. C'è il 9 maggio fissata l'udienza per l'ammissibilità della richiesta di revisione della condanna all'ergastolo per uno delle persone condannate nel caso del mostro di Firenze, cioè Mario Vanni, e a contribuire alla possibile riapertura del caso anche la relazione presentata proprio dall'entomologo forense trevigiano Stefano Vanin. Il progresso dell'entomologia forense negli ultimi 30 anni ci ha permesso di affilare le armi, quindi quello che era stato mal interpretato all'epoca, reinterpretato attualmente, disegna uno scenario completamente diverso. Professore di zoologia a Genova, specialista in entomologia forense trevigiano, Stefano Vanin ingaggia gli insetti come testimoni occulti e li fa parlare, li rende capaci di rispondere a domande per raccogliere dati che possono rivelarsi fondamentali ai fini di un'indagine. Sono le verità che gli insetti sono capaci di veicolare attraverso la loro presenza. Entomologia forense che oggi, anche grazie al lavoro di Vanin, potrebbe riaprire il caso del mostro di Firenze. Gli insetti si sviluppano in funzione della temperatura, quindi bisogna fare proprio una bella ricostruzione termica del periodo. Sfortunatamente non ci sono più i reperti, ma ci sono delle fotografie, quindi dalle fotografie si può avere un'idea più o meno della fase di sviluppo. Logicamente è stata una relazione molto cautelativa, senza entrare troppo nei dettagli, però anche rimanendo molto nell'ampio. La data della colonizzazione, quindi del potenziale decesso, viene spostata di addirittura una giornata intera, quindi alibi che saltano e situazioni completamente nuove.
Sono passati quasi 40 anni dall'ultimo delitto attribuito al mostro di Firenze. L'udienza ora è fissata al 9 di maggio. La Corte d'Appello dovrà decidere sull'istanza di revisione del caso. Dal delitto di Lucia Manca a quello dell'Elisa Claps fino alla morte della povera Yara Gambirasio. C'è la mano di Vanini anche sulle 240 pagine di relazione della professoressa Cristina Cattaneo sulla morte di Liliana Resinovic. Ricostruzione ecologico-ambientale del luogo dove si trovava il corpo. Questo è il contenuto delle pagine. Il lavoro è stato proprio quello di ricostruire l'andamento termico nel periodo in cui il corpo era rimasto in loco, e questo ci permette di capire anche quali sono stati o come possono essere avvenuti i processi di trasformazione del corpo. E poi è stata redatta una relazione che metteva insieme, in funzione delle domande per l'appunto del pubblico ministero, il dato ambientale con i dati ricavati dagli insetti, quindi un processo che parte dal luogo per arrivare poi a un'interpretazione dei risultati. Liliana Resinovic sarebbe stata uccisa con elevata probabilità il giorno stesso della sua scomparsa. Il suo cadavere sarebbe sempre rimasto nel luogo in cui una ventina di giorni dopo è stato ritrovato. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un amministratore di sostegno, fratello di un invalido, che si era appropriato dei suoi risparmi pari a 50.000 euro senza pagare le rette della casa di riposo presso cui era ricoverato, senza appunto pagare le rette. L'uomo è stato denunciato dalla Procura della Repubblica per il reato di peculato ed è stato rinviato a giudizio. Il mandato era stato assunto dall'uomo nel 2002 dopo il decesso della madre, che per anni si era presa cura del disabile. Le indagini hanno avuto origine dalla denuncia del nuovo amministratore di sostegno, un avvocato trevigiano, che si era reso conto di anomalie nell'utilizzo dei risparmi del disabile e della mancanza dei rendiconti delle spese, che per legge devono essere periodicamente trasmessi al giudice tutelare, che ne valuta la legittimità. Grazie agli accertamenti bancari sono state scoperte le modalità adottate dall'indagato per appropriarsi di fatto dei risparmi del fratello attraverso ricariche di carte di credito, prelevamenti in contanti e pagamenti di utenze e di polizze assicurative. I soldi in realtà sarebbero dovuti servire al pagamento delle rette del ricovero dell'individuo, che ha accumulato, pensate, un debito di 41.000 euro nei confronti della casa di riposo che lo ospitava. Ovviamente il fratello è stato denunciato. Adesso, a proposito di ladri, in questo caso è un ladro che fugge e che si butta in un canale, ma viene salvato da un carabiniere fuori servizio. Ci racconta tutto da Padova Chiara Gaiani, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Roque Allende ci troviamo ai confini tra Padova e Rubano. Quello che vedete è il canale Brentella. Proprio qui si è lanciato un ladro in fuga dal centro commerciale, che è a circa 200-300 metri di distanza dal punto in cui ci troviamo. È accaduto sabato pomeriggio. Un carabiniere fuori servizio era all'interno del centro commerciale quando ha sentito urlare al ladro. Quest'uomo era in fuga con delle scarpe appena rubate in un negozio, per la precisione 3 paia. Il carabiniere si è lanciato ovviamente al suo inseguimento. Nel frattempo chiamava i colleghi. La fuga per alcuni metri è stata anche lungo la statale che vedete alle mie spalle, che collega Padova a Vicenza. Vedendosi perso, il ladro, che aveva anche provato a minacciare il carabiniere con una tronchesi, si è lanciato nelle acque del canale, acque che sono limacciose, perché ricorderete sabato pomeriggio non era proprio una bella giornata, il canale aveva anche una corrente con più forza, quindi il ladro ha rischiato di annegare. Il carabiniere, che nel frattempo aveva chiesto il soccorso dei vigili del fuoco e del SUEM 118, era stato raggiunto da 2 colleghi. Hanno trovato un bastone di fortuna e, facendo proprio una catena umana, sono riusciti a trarre in salvo il ladro, che rischiava di affogare. Tutti i dettagli ci saranno forniti davvero tra poco nella caserma dei carabinieri, dove il carabiniere incontrerà la stampa, quindi vi faremo sentire la sua voce nei servizi dei TG di questa sera. Io direi che da Padova è davvero tutto. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende e restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e a Cristian Roque Allende. Andiamo a Spinea, dove dopo il clamore suscitato dal video del pestaggio di una minorenne, l'abbiamo mostrato nei giorni scorsi, parla l'assessore alle politiche sociali di Spinea, Loredana Mainardi. Il comune ha iniziato una vera e propria mappatura dell'universo giovanile in città per lavorare sulla prevenzione dei fenomeni di violenza.
La mappatura a cui stiamo procedendo è un progetto che abbiamo così individuato in questi giorni proprio per poter avere contezza di quelle che sono le emergenze, ma anche non solo le emergenze, quelle che sono le situazioni dei giovani, degli adolescenti nel nostro territorio. Una mappatura del mondo giovanile a Spinea è il progetto che l'amministrazione comunale intende concludere entro la fine dell'anno scolastico per avere un quadro esatto e capillare della situazione degli adolescenti in città. Lo sconcerto suscitato dal filmato della violenta aggressione ad una minorenne da parte di un gruppetto di giovanissime ha generato un clamore che, secondo il comune, non deve però far pensare ad un fenomeno diffuso. Non è accaduto l'altro giorno, questa è una cosa che è accaduta 2 mesi fa. Poi c'è stato quell'episodio che ha fatto riemergere il problema. Un adulto, che non sappiamo chi è, ha rimesso in rete un video che era stato girato dai ragazzi nel corso di quel bruttissimo episodio, perché ci teniamo a dire bruttissimo episodio, e di questo fatto ci eravamo occupati assieme alle forze dell'ordine, avevamo interloquito con i servizi sociali, con la scuola. Quindi avevamo un quadro definito della situazione. In caso specifico lei sa che come sia andata a finire, siano stati presi dei provvedimenti o no, cosa? Queste sono cose, guardi, sono cose che non posso assolutamente rendere pubbliche, non posso dire, perché stiamo parlando di minori. Quell'episodio di violenza è stato comunque un campanello d'allarme che ha contribuito all'idea di un progetto di mappatura che si propone di intervenire a contrasto del fenomeno innanzitutto sul piano della prevenzione. Noi pensavamo di coinvolgere in primis le scuole, poi le parrocchie, poi le associazioni dei familiari, che ce ne sono parecchie a Spinea, tipo il Noi, tipo altre associazioni nei quali c'è molta attenzione per i bambini. Mettendo in rete tutte queste realtà, noi pensiamo di poter avere un quadro abbastanza definito. Da Spinea a Vicenza, dove si sono vissuti attimi di tensione ieri per la Domenica ecologica, ci dice tutto Mirko Cavallin. Buongiorno, insieme a Andrea Benetti. Buongiorno Nicola, bentrovati a tutti. Sono con me il signor Livio Rossi e Giulia Gennaro, che è dirigente provinciale di Fratelli d'Italia. Ieri una delle domeniche ecologiche mensili con blocco del traffico ampliato praticamente a tutta la cintura del centro storico di Vicenza. Il figlio del signor Livio, Federico, è stato a suo modo protagonista di un episodio. Cos'è successo? Sì, buongiorno a tutti. Praticamente mio figlio la moglie hanno avuto una bambina che ha 5 giorni e che ha qualche problema col discorso dell'allattamento, non si riesce a farla mangiare, per cui la bambina piange disperata tutti i giorni. Sono tornati all'ospedale di Campo San Piero sia sabato che ieri mattina, che i medici all'ospedale gli hanno detto: guardi, proviamo con questo tipo di attrezzatura medicale a vedere se riusciamo ad allattare la bambina qui in ospedale, però lei, mi raccomando, quando ritorna a casa vada a prenderlo direttamente in qualche farmacia che lo vendono. Mio figlio il pomeriggio è ritornato a casa e ha guardato le farmacie che erano di turno, e la farmacia aperta era quella qui di Campedello, fuori dalla zona, diciamo, del blocco del traffico. È uscito, è andato a comprare questa apparecchiatura medicale e a rientro qui in Viale Margherita, nel blocco di una Trasenna, l'hanno bloccato, non volevano farlo rientrare a casa. Ovviamente lui abita comunque dentro alla cintura del blocco. E in più, aggiungo, questa è una delle eccezioni previste, cioè il motivo sanitario è uno dei motivi per cui il blocco non vale. Assolutamente, assolutamente. Non ho capito il motivo dell'accanimento che c'è stato da parte del volontario, che comunque loro sono lì sì alle transenne, ma non possono assolutamente obbligare le persone a non entrare. Al limite l'unica cosa che possono fare è rilevare il numero di targa e poi girarlo di competenza alla polizia locale. E in questo caso mio figlio, dicendogli appunto: guardi che io ho da andare a casa per la bambina, non voleva lasciarlo passare, ha detto: chiamo i carabinieri. Ha chiamato i carabinieri e nel frattempo aveva fretta perché comunque doveva ritornare, è sceso, ha preso la transenna, l'ha gettata nel prato di fianco ed è passato. Una volta a casa comunque ha avvertito la polizia locale di quanto era successo e l'ha detto
alla centrale operativa della polizia locale, da guarda, mi scuso io per l'inconveniente, ha fatto bene ed è rientrato ed è riuscito a fare quello che doveva fare. La mia domanda è se ha senso fare quello che stanno facendo, perché purtroppo stanno creando dei grossi disagi alla popolazione di Vicenza, perché comunque stanno limitando anche la libertà di movimento e non so quanto sia fattibile una cosa del genere, perché stai limitando la libertà personale delle persone. Ecco, l'importante è che la bambina stia bene, Elisabetta, giusto, sta meglio, bene, allora questa è già una buona notizia. Giulia Gennaro, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, però qui senza andare contro i volontari che sono i benvenuti, però scatta un tema più politico. Sì, io ieri sera sono stata avvertita di quello che era successo ieri nel pomeriggio. Mi sono subito mossa e ho chiesto pubblicamente sui social all'assessore Baldinato come mai questi volontari agiscono così, che tipo di formazione viene data loro, se viene data una formazione, visto che quando altri enti partecipano come volontari hanno un percorso formativo per fare determinate azioni. Attendiamo delle risposte. Inoltre, a detta dello stesso assessore, dice che lei stessa che questi blocchi servono fino a un certo punto, ma in realtà è più un modo per dare un segnale alla popolazione. Allora, per dare un segnale alla popolazione, bloccare un'intera città estendendo oltretutto l'area anche ai quartieri della città, quindi bloccando effettivamente tutto il centro storico e la cinta appena fuori, mi sembra un po' eccessivo, perché si potrebbero fare benissimo delle altre iniziative, delle altre azioni per sensibilizzare la popolazione sul tema dell'inquinamento, che è un tema sicuramente molto importante, senza però privare i cittadini della propria libertà. Le risultano altri momenti di tensione nella giornata di ieri? Sì, poi io mi sono anche informata con altri enti e mi hanno confermato che non è stato solo il caso del signor Rossi, ma ce ne sono stati molti altri in tutta la città, perché effettivamente se una persona ha un'urgenza e non ha magari neanche il tempo di fare questa autocertificazione, ma magari lo dichiara dopo nelle sedi opportune, bloccare le persone intimandogli di non poter passare mi sembra abbastanza eccessivo. Noi più tardi e per l'edizione della sera sentiremo anche la voce dell'assessore Sara Baldinato. Intanto io ringrazio i miei ospiti, il signor Livio Rossi, auguri per la piccola nipotina Giulia Gennaro, e con Andrea Benetti da Vicenza vi restituiamo la linea. Grazie Mirko Cavallin, grazie Andrea Benetti ai tuoi ospiti. Torniamo alla cronaca e torniamo a Padova. Nel padovano bivacca in ospedale, denunciato dai carabinieri della compagnia di Cittadella un 25enne del posto senza fissa dimora. Il giovane verso l'1 di notte è stato trovato dalla sorveglianza al 7° piano del nosocomio. Agitato e nervoso è stato perquisito dai carabinieri. Nello zaino, pensate, aveva un coltello con una lama di 13 cm e un involucro contenente una dose di hashish. È stato denunciato per porto abusivo di armi e segnalato alla prefettura come assuntore di droga. E sempre nel padovano continua l'incubo spaccate dopo Abano, è toccato a 2 Carrare. Un colpo fotocopia, quello realizzato ad Abano Terme al bar tabaccheria Jokeys di via Previtali, quello messo a segno nella notte tra sabato e domenica a 2 Carrare nel bar tabaccheria Costantin di via dell'Industria. Seconda spaccata in 48 ore nella zona dei Colli Euganei, presa di mira dai predoni che anche questa volta hanno usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina dell'esercizio commerciale e fare razzia. Da una prima stima i ladri hanno rubato il fondo cassa del registratore, gratta e vinci e una macchinetta cambia monete, ma il bottino è ancora in fase di quantificazione. I carabinieri intervenuti sul posto hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda che ha messo il segno il colpo ad Abano Terme la sera precedente e che forse potrebbe tornare ad agire. 3 auto, un furgoncino in fiamme, 2 interventi dei vigili del fuoco nella Marca e su uno dei 2 interventi c'è l'ombra del dolo. Non si esclude l'ipotesi dolosa per il secondo dei 2 interventi dei vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica.
Alle fiamme 2 mezzi parcheggiati in un parcheggio privato e di proprietà di un imprenditore sudamericano, un'auto e un furgoncino. Siamo in via del Medico a Volpago del Montello, nessuna persona è rimasta ferita. Sono le 3 del mattino quando è lo stesso proprietario a dare l'allarme. La squadra di Montebelluna interviene con 2 automezzi e riesce a spegnere le fiamme con la schiuma. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sul caso. Vigili del fuoco che erano intervenuti solo poche ore prima per spegnere le fiamme che avevano avvolto altri 2 mezzi in via Camora Montebelluna nel parcheggio dietro al vecchio ospedale. Le fiamme sono divampate da uno dei 2 veicoli ed hanno intaccato anche una terza auto. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta. E poi un incidente a Castelcucco con un'auto che esce di strada e si ribalta. Quando però i sanitari arrivano sul posto, dell'automobilista non c'è traccia. Il giallo è stato svelato poche ore dopo. In mattinata si è presentato presso la caserma dei Carabinieri e ha raccontato quanto accaduto, facendo luce sull'incidente successo nella tarda serata di sabato in via Collalto a Castelcucco. È stato lo stesso automobilista coinvolto nel sinistro a spiegare ai militari i contorni di una vicenda fino a quel momento avvolta nel mistero. Tutto inizia intorno alle 20:30 quando Automedica, 2 ambulanze di base a Crespano e un'altra di Pedemontana Emergenza intervengono lungo la Feltrina a Pederoba per un frontale tra 2 auto tra le persone ferite. Fortunatamente non in modo grave, 2 trasportate all'ospedale di Montebelluna. Mentre i soccorsi sono impegnati qui, arriva un'altra chiamata, codice rosso a Castelcucco. Un'auto è uscita autonomamente di strada. Un terzo equipaggio di Crespano si porta sul posto, dove vengono contemporaneamente deviati anche un'ambulanza e l'automedica. Ma quando i sanitari arrivano in via Collalto non trovano nessuna persona ferita. Viene spiegato loro che l'automobilista alla guida dell'auto incidentata nel frattempo era salito a bordo di un altro mezzo andando via prima dell'arrivo dei soccorsi. È stato poi l'uomo in mattinata a spiegare ai carabinieri di essere uscito incolume dalla sua vettura, che trovandosi a bordo strada non creava alcun intralcio alla circolazione, di aver quindi deciso di allontanarsi salendo a bordo dell'auto di un amico. Ha poi sottolineato di non essere stato lui a chiamare il 118, ma un'altra automobilista di passaggio. Vicenda dunque chiarita, resta però il fatto che vi sia stato un imponente dispiegamento di mezzi e uomini intervenuti senza poi trovare nulla. Quando chiamiamo il pronto soccorso, che è un'emergenza urgenza, lo chiamiamo perché effettivamente ci sono le situazioni di criticità. E dico anche ai cittadini, a tutti, che lo pagano i cittadini, voglio dire, il servizio. Ogni volta che si sposta un mezzo con delle persone sono costi. E dopo anche il disservizio che si crea, perché quel mezzo avrebbe potuto andare da un'altra persona che aveva realmente bisogno. Ma il direttore generale Benazzi consiglia poi a chiunque resti coinvolto in un incidente di rivolgersi alle cure dei sanitari, anche se ritiene di non aver riportato lesioni. Un trauma, per esempio addominale, un trauma toracico che al momento si è dato doloribilità, potrebbe creare lesioni ben più importanti e quindi di conseguenza poi anche con esiti non certo felici. Adesso il processo per l'inquinamento dai PFAS a Vicenza. È arrivato il momento della requisitoria dei legali della difesa dei dipendenti della ex Miteni, richiesti 250.000 euro per ciascun lavoratore. Siamo arrivati a un punto di svolta di questo processo. Le parti fisiche, che ricordo sono, oltre agli ex lavoratori della Miteni che rappresento, anche le decine di migliaia di persone, anzi centinaia di migliaia di persone che hanno bevuto acqua avvelenata nelle 3 province del Veneto di Verona, Vicenza e Padova. E giovedì ci saranno altri 2 miei colleghi che interverranno, sempre l'avvocato Varali per Legambiente, poi ci sarà l'avvocato Casellato invece che comincerà a parlare per le mamme no FAS, e il tutto si concluderà invece il 27 marzo con l'intervento dei colleghi Cerutti e Guasti, che rappresentano il grosso delle mamme no FAS e dei cittadini avvelenati. Nella sua ultima requisitoria il legale difensore dei 54 dipendenti della ex Miteni ha usato parole pesanti come macigni verso chi avrebbe fatto lavorare le persone in condizioni estreme, esposte agli agenti contaminanti come il canarino nelle miniere di carbone. Capisco che l'immagine possa aver colpito, possa essere stata reputata forte, però da quello che è emerso inequivocabilmente dai documenti del processo, dalle testimonianze, è che i lavoratori si ammalavano, venivano controllati dal punto di vista della salute e via dicendo,
lavorando, ma nessuno faceva nulla, nessuno interveniva. Il timore era appunto soltanto che queste notizie potessero uscire dall'azienda, potessero essere comunicate. Ecco che anche il capitolo delle richieste di indennizzi è parametrato al danno riportato, che fa di questo processo durato per oltre 5 anni con 120 udienze e decine di testimonianze raccolte una pietra miliare in questa tipologia di reati. Richieste di indennizzi che si aggiungono anche agli oltre 400 milioni di euro già chiesti da altre parti civili. 250.000 euro a persona per quanto riguarda i lavoratori, comprensiva appunto di questo timore di ammalarsi, del danno d'esposizione, mentre per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, comprensive sia di danni patrimoniali e danni non patrimoniali di 110.000 euro ciascuna per quelle che rappresento. Pochissimi istanti di pubblicità, ripartiremo dalla questione Venezia. Da una parte il sindaco Luigi Brugnaro che chiede l'archiviazione del procedimento a suo carico e attacca la condotta dei PM, dall'altra però ci sono le opposizioni che danno battaglia contro la fantomatica lista di proscrizione per chi ha parlato male di Brugnaro. Subito dopo il caso Venezia, dopo la pubblicità. Sono allucinato questa roba qua, cioè i diritti delle persone, io non auguro a nessuno di finire in una situazione del genere, dico ma sulle carte si capisce, ci sono delle robe, mi hanno iscritto con un nome di fantasia, procedura, mi dicono gli avvocati, ripeto, non sono un esperto, che non esiste praticamente, ma poi comunque anche se fosse, tu hai dei tempi per tenermi cioè ci sono dei tempi, ci sono dei diritti costituzionali, guardate che oggi succede a me sindaco, ma domani può succedere a chiunque. E dico, ma se succede a chiunque, cosa fa questo qui? Mi hanno tenuto indagato per anni, non si può fare così. Si conclude con la richiesta di archiviazione, la memoria difensiva depositata da Luigi Brugnaro per l'inchiesta Palude. La richiesta la avanza il sindaco di Venezia, così come il suo direttore generale Morris Ceron, ma secondo Brugnaro dovrebbe arrivare da sola, di fronte a un'indagine definita zeppa di contraddizioni, senza prove, senza riscontri, inattendibile nelle accuse e negli accusatori e discutibile anche nelle procedure. Sono stato inquisito, oltre i miei i diritti normali, sono stati proprio violati completamente perché 1 anno e 10 mesi in più di quello che la legge prevede, cioè sono violati i diritti costituzionali di una persona. E poi c'è questa idea di un tunnel, proprio un'idea, ha preso questo che dice questo signore Vanni e l'ha preso come fosse il Vangelo. Brugnaro respinge ancora una volta tutte le accuse e non si capacita di trovarsi indagato. Non è che faccio paura a qualcuno, per fatalità qualche mese prima, tutta sta cosina è venuto fuori prima del Domani, poi Report, fatalità qualche mese prima che poi si andava a eleggere il Presidente della Repubblica. Io avevo appena aperto Coraggio Italia. Non è che c'è qualcuno che ha paura di gente indipendente. In queste ore a scuotere il dibattito politico veneziano c'è anche la notizia di una lista in cui sarebbero stati annotati con un livello di gravità da 1 a 5 coloro che avrebbero offeso il sindaco in questi anni, da blogger a giornalisti fino a pagine social satiriche. Abbiamo un avvocato che sta tirando su tutto il materiale quando avrò finito di fare il sindaco per denunciare per diffamazione tutti quelli che in questi anni mi hanno attaccato e qualcuno avrà segnato tutte le cause e le passa all'avvocato. Quando sarà vedremo di cosa si tratta e decideremo se agire legalmente con questi per chiedergli tutti i danni per quello che mi hanno fatto. E che in alcuni casi c'erano gli esponenti dell'opposizione. Ma sugli esponenti dell'opposizione non parlano già i cittadini, questa è una questione politica. Adesso io mi sto cercando di vivere le due cose. Stanno sporcando tutta la vita interna di una persona che ha agito sempre nell'interesse pubblico. Io ho fatto sempre soltanto l'interesse pubblico, proprio contro i miei interessi. Che il sindaco sia allergico al diritto di critica e alla satira è cosa nota, ma le carte sequestrate negli uffici di Viale Ancona sollevano anche un'altra questione. Quali e quante risorse comunali sono state sottratte ad altri compiti per eseguire questa attività di dossieraggio? È la domanda che si pone il capogruppo di Terre Acqua 2020 Marco Gasparinetti, dopo la notizia dell'esistenza in comune di una lista di nomi di chi avrebbe mancato di rispetto o peggio offeso il primo cittadino, con un livello di gravità da 1 a 5. Di stasi in salsa fucsia parla la capogruppo 5 Stelle Sara Wiesmann, richiamando i metodi della Germania Est e solidarizzando, scrive, con tutti quelli che sono stati attenzionati dagli adepti del sindaco di Mogliano. Monica Sambo del Partito Democratico lo definisce un monitoraggio sistematico delle opinioni espresse che richiama metodi propri di regimi antidemocratici. Le liste di oppositori richiamano tempi bui anche per Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme, che noi consiglieri o gruppi di opposizione fossimo particolarmente
particolarmente attenzionati non avevamo alcun dubbio, scrive, ma che nel mirino ci fossero anche giornalisti è molto grave. Da questo punto di vista c'è una presa di posizione anche dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Non è la prima volta che stigmatizziamo questo comportamento, afferma in una nota il presidente Giuliano Gargano. Negli anni scorsi sono state diverse le prese di posizione pubbliche e le missive indirizzate dall'Ordine all'amministrazione comunale di Venezia. Chiamata in causa risponde anche la pagina satirica Venice Golden Awards. Abbiamo sempre preso di mira tutti i protagonisti della scena politica, economica e sociale del nostro comune, scrive su Facebook, e oggettivamente non potevamo ignorare il notevole contributo alla satira, anche a livello nazionale, del sindaco. Dunque questa è la vicenda veneziana che ovviamente è destinata a continuare anche nei prossimi giorni. Poi c'è un'altra questione importante che riguarda soprattutto il Bassanese, ovviamente parliamo del Tribunale della Pedemontana, la battaglia per il Tribunale della Pedemontana, a partire dalle ultime dichiarazioni, quelle del sottosegretario Bitonci, che il nostro Alex Giuliano ha raccolto questa mattina. Tribunale della Pedemontana sotto attacco dall'Ordine degli Avvocati, da Vicenza, da una parte consistente anche dei sindaci dell'Alto Vicentino, ma il Tribunale della Pedemontana, la Pedemontana in sé non è da considerarsi solo come un'area geografica dove vivono oltre 500.000 di persone, è un'area dove insistono, operano oltre 90.000 imprese che danno lavoro a oltre 350.000 persone. Noi siamo in compagnia del sottosegretario al Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, Massimo Bitonci, perché quanto importante è l'apertura di questo tribunale anche per il mondo del lavoro, per il mondo delle imprese. Assolutamente fondamentale per le imprese avere una giustizia dal punto di vista civilistico che funziona. Lo sappiamo che è uno dei temi più delicati della giustizia, e questo è un bacino estremamente ampio che è mal servito, perché anche l'Alta Padovana e Cittadellese è lontano 30 km da Padova, tra l'altro con una 47 che sappiamo che è una strada tra le più trafficate del Veneto, ma anche l'area del Bassanese, o anche comprendiamo anche Castelfranco, quanto lontano sia dai punti dove c'è la giustizia, ed è importantissimo anche per i professionisti. In effetti c'è una convergenza molto importante dei professionisti, quindi gli avvocati di questa zona di Castelfranco e del Bassanese, e anche, ma non solo gli avvocati, ma anche i dottori commercialisti, ma anche le altre categorie professionali, perché è un'area estremamente importante. Questa è un'area dove ci sono imprese, dove ci sono servizi, e quindi che va assolutamente gestita con un tribunale del territorio, quindi un tribunale della Pedemontana. La cosa importantissima è che il tribunale c'è già. Cioè, nel senso che si parla di sprechi della pubblica amministrazione, si parla di investimenti, si parla di PNRR, qua non serve il PNRR, è già stato fatto un investimento importante, ricordo insomma una cifra 20 milioni di euro, l'area è già disponibile, 12 anni che il Tribunale è chiuso, e quindi cerchiamo di utilizzare gli spazi che abbiamo e dare un servizio a un'area importante che produce una percentuale molto alta del PIL veneto e del PIL nazionale, quindi gli imprenditori e le imprese chiedono risposte. E così io, che sono il rappresentante veneto, sottosegretario al Ministero delle Imprese, l'unico veneto che appoggio appieno questa iniziativa che è partita dal sindaco di Bassano, Nicola Finco, ma non solo, ma tutte le attività economiche, e in questi giorni anche il sindaco di Cittadella che ha dato il proprio appoggio. Senta, abbiamo detto all'inizio tribunale sotto assedio, sotto attacco da parte di Vicenza, di una parte degli avvocati vicentini, di tanti sindaci dell'Alto Vicentino. Come mai? Questa è una cosa abbastanza strana, un problema forse di carattere associativo, no? Cioè, nel senso, sappiamo che gli ordini professionali hanno delle zone di interesse, e qualcuno pensa che magari avendo un altro tribunale si perde di interesse sul tribunale di Vicenza o magari il tribunale di Padova. Io penso che sia un errore. È stato un errore anche la chiusura, per esempio, della sezione distaccata di Cittadella, era un servizio al territorio. È stato un errore la chiusura della sezione di Bassano. Sono errori perché
che insomma se stiamo lavorando anche per un'autonomia, cioè, sapete quanto è importante per noi il tema dell'autonomia, di dare dei servizi ai cittadini, non capisco, anche perché poi alla fine io ho seguito il tema della chiusura delle sedi decentrate, non è diminuito il personale è stato preso, è stato spostato da un'altra parte e quando ero sindaco di Padova il Tribunale mi ha chiesto di trovare un'altra sede per mettere i dipendenti, quindi c'è stato un aumento delle spese quando le sedi c'erano già, quindi attenzione perché non si fa così la razionalizzazione, ma razionalizzazione vuol dire dare un servizio ai cittadini e al territorio. Ed è un fronte che si allarga, quello dei sindaci per il fronte del no, sindaci in presidio davanti al Tribunale di Vicenza per annunciare altre firme nella lettera da inviare al ministro Nordio. Dalla A di Agugliaro alla Z di Zovencedo si allarga il fronte dei sindaci che chiedono al ministro della Giustizia Carlo Nordio di non dare vita al progetto del Tribunale della Pedemontana. La seconda lettera, dopo quella presentata a Schio, è stata ufficializzata da una delegazione di sindaci davanti al Tribunale di Vicenza e ormai è mezza provincia, letteralmente, che tira per la giacca il guardasigilli perché il nome di Bassano venga eliminato dal progetto di legge sulla riapertura di una manciata di tribunali soppressi dai tagli di una dozzina d'anni fa. Le carte, secondo fonti ben informate, galleggerebbero da settimane fuori dalla porta dell'ufficio di Nordio, che ha già i suoi problemi fra riforme e scontri con la magistratura. Il momento, quindi, pare propizio per il fronte del no, che con 59 firme di mezza provincia iberica intende mettere il piede nella porta prima che il provvedimento passi in Consiglio dei Ministri. Ma la presa di posizione ha creato una frattura profonda nel territorio, che si scopre improvvisamente lacerato fra est e ovest, con una distanza ormai siderale e glaciale fra Bassano e Vicenza. La stessa distanza che si era creata quando, qualche anno fa, la città del Ponte sembrava poter puntare a diventare capoluogo di provincia e poi abbiamo visto come è andata a finire. Stavolta però c'è di mezzo un territorio che di province ne comprende 3, con 500.000 di abitanti e un PIL impressionante. Quindi il peso della faccenda è decisamente diverso, tanto in termini di prospettive quanto in quelli di uno scontro fra territori che si preannuncia inevitabile. Noi, in attesa di avere una dichiarazione nuova dal Ministro e in assenza di una smentita sua o del Ministero su quanto detto addirittura nel giugno del 2023, vi proponiamo quella che al momento resta l'unica, definitiva e certa presa di posizione del Governo rispetto a quanto sostenuto dal fronte del no. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Il Ministro ribadisce proprio che il personale sarebbe l'ultimo dei problemi. In poche parole, non sottrarremo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per creare o ricreare questi nodi. Lo diceva Ferdinando Garavello, nel servizio è sempre più profonda la spaccatura fra Pedemontana e provincia iberica e il sindaco di Bassano Finco rivela: i primi cittadini che hanno firmato non si sono mai degnati di contattarci per approfondire il tema del Tribunale. Il Tribunale della Pedemontana deve ancora nascere ed è già sotto assedio. Sono quasi 60 i sindaci del Vicentino che hanno firmato una lettera al guardasigilli Carlo Nordio per chiedere che il progetto venga cestinato. Ma l'area di riferimento del nuovo Palazzo di Giustizia, con i suoi 500.000 abitanti e il PIL di un piccolo Stato, non ha intenzione di arrendersi. Serve una risposta e arriverà a breve da parte del territorio, non solamente del bassanese ma anche dell'Alta Padovana e della parte trevigiana interessata a questo progetto. Ma la cosa che dà ancora più fastidio è che questi sindaci non si sono nemmeno mai degnati di avere un confronto con noi dove potevamo spiegargli anche le bontà del nostro progetto e magari smentire qualche accusa da parte dell'Ordine degli Avvocati. Il rammarico dei sindaci della Pedemontana è legato al fatto di non essere stati contattati dai colleghi che hanno poi sottoscritto la lettera al ministro Nordio. Loro hanno preferito inseguire l'Ordine degli Avvocati, quindi inseguire una corporazione, piuttosto che inseguire gli interessi di un territorio, perché un tribunale
tribunale su quest'area non fa gli interessi solamente di Bassano, dell'Alta Padovana o del Trevigiano, ma fa gli interessi del Veneto, perché una giustizia che funziona a livello nazionale vale un 2% di PIL, quindi vuol dire dare la possibilità alle imprese di crescere, ma soprattutto di avere tempi veloci. Finco è un fiume in piena e ne ha pure per il Tribunale di Vicenza. E da quando è stata fatta la riforma nel 2012 che ha visto la chiusura del Tribunale di Bassano del Grappa, mi sembra che i tempi siano peggiorati e che oggi il Tribunale di Vicenza sia un tribunale ingolfato che dimostra che i grandi tribunali provinciali non funzionano. E poi ci sono loro, i sindaci che lo vogliono, il Tribunale della Pedemontana, anche nell'Alta Padovana l'esigenza sembra forte. La provincia è Padova, ma il confine con il Trevigiano e il Vicentino è a pochi passi sia da Galera Veneta sia da Tombolo. Anche qui i sindaci spingono per la riapertura del Tribunale a Bassano. Sono favorevole alla riapertura del Tribunale di Bassano. È una scelta che risponde alla necessità di migliorare l'accesso alla giustizia in una zona che copre diversi comuni, soprattutto la provincia di Vicenza, Treviso e Padova. Questo è un passo importante per la comunità locale. Noi dell'Alta Padovana viviamo in un territorio che è a metà strada di tutto, a metà strada tra Padova, che è la nostra provincia, Treviso, Vicenza, però quello che è importante per noi è proprio l'asse Cittadella-Bassano del Grappa. Distanze più brevi portano tempi più brevi, senza dimenticare gli sviluppi tecnologici che possono snellire il lavoro anche nelle sedi giudiziarie esistenti nei capoluoghi. È fondamentale che il nuovo tribunale integri queste tecnologie per ottimizzare i tempi, migliorare l'efficienza, in modo da rispondere alle sfide moderne senza sacrificare l'accesso diretto alla giustizia. Non accetto le critiche sui numeri, perché basta andare un attimo più in là se vogliamo guardare i numeri dei tribunali, per esempio di Bolzano, eccetera, sicuramente tendenzialmente possono essere minori di quelli che potrebbero avere in mano Bassano del Grappa. E poi c'è il ministro della giustizia Carlo Nordio, tirato per la giacchetta, come avete sentito in questo periodo sul Tribunale della Pedemontana, peraltro si è espresso, l'avete anche sentito a suo tempo sulla vicenda, e che era nei giorni scorsi all'isola di San Giorgio, alla Fondazione Giorgio Cini, al Congresso nazionale dell'Unione delle Camere Penali, e lo diceva bene Ferdinando Garavello, tra le gatte da appellare c'è la riforma della giustizia. C'è stato un caso con il suo sottosegretario Del Mastro, ebbene a Venezia Nordio ha chiuso il caso e ha dato risposte importanti anche su molte questioni. Sentitelo. Ci ha detto prima che è stata una enfatizzazione giornalistica di una dialettica interna che c'era stata tra di noi, perché c'erano delle proposte diverse sulla costituzione del CSM. Poi quando abbiamo trovato l'accordo, su questo andiamo avanti compatti, e la riforma, come ho detto prima, è già passata in un ramo del Parlamento, adesso andrà avanti con la massima celerità. La riforma della giustizia va avanti. Il ministro e guardasigilli Carlo Nordio dall'isola di San Giorgio a Venezia fuga ogni possibile dubbio sul rischio di rallentamenti. Ospite del convegno organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, ha ricevuto un'accoglienza calorosa. Il suo intervento dal palco è stato più volte interrotto da lunghissimi applausi da parte della platea di oltre 400 penalisti da tutta Italia. Un onore, un piacere di ritrovare anche tutti i vecchi amici, a cominciare dai membri e dal direttivo della Camera Penale, tra l'altro su un argomento sul quale scrivo da 30 anni, la riforma del processo, in questo caso la separazione delle carriere e la ricomposizione del CSM. E quindi... A che punto siamo, Ministro, con la separazione delle carriere? Siamo avanti, c'è già stata una prima lettura, adesso andremo avanti in modo molto celere con la lettura al Senato, e poi ci sarà la doppia lettura dovuta all'intervallo costituzionale, ma contiamo di arrivare sicuramente entro la fine dell'anno per poi passare al referendum. L'agenda degli obiettivi da raggiungere, il Ministero non conosce soste. Dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi del PNRR, che peraltro abbiamo già in parte raggiunto. Dobbiamo rendere più efficiente la giustizia, abbiamo un piano carceri che sta andando avanti con molta determinazione dopo la nomina di un commissario straordinario, e poi in prospettiva abbiamo anche tutta una serie di revisioni sul registro degli indagati, sulla informazione di garanzia.
E lo dicevamo, lo diceva anche Lorenzo Maier, a distanza di oltre 60 anni dal loro congresso fondativo a Venezia, circa 400 penalisti da tutta Italia si sono ritrovati in laguna per ribadire l'urgenza di formulare un nuovo codice accusatorio nel processo penale. La separazione delle carriere tra giudici e magistrati nel processo penale resta un punto fondamentale e urgente per i penalisti italiani che si sono dati appuntamento a Venezia nella stessa sede, la Fondazione Giorgio Cini nell'isola di San Giorgio Maggiore, che nel 1961 ospitò uno degli appuntamenti costitutivi dell'Unione Camere Penali Italiane. Questo importante convegno è stato organizzato con il supporto della Camera Penale Veneziana guidata dal presidente Renato Barberini. Tra i componenti del comitato organizzatore anche l'avvocato veneziano Augusto Paese. Faccio presente che quando fu presentato il progetto nel 1961 intervenne l'allora ministro di Grazia e Giustizia, come si chiamava all'epoca, Guido Gonnella, che aveva detto che da lì a poco tempo sarebbe stato approvato il nuovo codice di procedura penale. Ci vollero poi altri 27 anni. Speriamo di non dover aspettare tanto. Noi come Camere Penali, come Unione delle Camere Penali, appoggiamo e facciamo nostra il progetto, disegno e la modifica di carattere costituzionale della separazione delle carriere, perché è funzionale alla realizzazione del vero codice accusatorio. È un evento che ha una grande forza simbolica, evocativa, e sotto questo profilo oggi cerchiamo di recuperare quei principi che erano già stati germogliati nel 1961 e riportarli al loro originale significato. Circa 400 partecipanti da tutta Italia, il massimo consentito dalla capienza, in rappresentanza di ben 11.000 iscritti. La parola al presidente nazionale Francesco Petrelli. Il dato dal quale siamo partiti è uno stato patologico del nostro codice che non rispetta più quelli che erano i principi del modello accusatorio e che oggi quindi versa in una situazione di gravissima patologia. La nostra idea è proprio quella di ripartire da quei luoghi per riuscire a rifondare i principi del codice accusatorio, che è un codice fondato sulle parti che si confrontano davanti a un giudice terzo. Adesso la politica, apriamo la pagina politica, nuove indiscrezioni su possibili passaggi di casacca da Lega a Forza Italia e Fratelli d'Italia, così come abbiamo raccontato in un servizio di Christian Arboit venerdì scorso. Il coordinatore provinciale trevigiano dei meloniani Claudio Borgia conferma che il partito starebbe dialogando con esponenti politici sul territorio. Ci sono altri corteggiamenti? Certo, assolutamente, altri sindaci si stanno avvicinando a Fratelli d'Italia. Il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, potrebbe essere solo il primo di una lunga lista, lo lascia intendere Claudio Borgia, coordinatore provinciale dei meloniani all'indomani del servizio. Rivelazione di Christian Arboit, che ha anticipato possibili movimenti tellurgici in casa Lega e Forza Italia verso destra. Dalla trevigiana Silvia Rizzotto ai veronesi Marco Andreoli ed Enrico Corsi. Borgia non si espone ma lancia un messaggio chiaro. Fratelli d'Italia accoglie tutti coloro i quali hanno la voglia di abbracciare valori, ideali, percorso politico. Non pensino che Fratelli d'Italia è un taxi, perché non lo è. Bisogna prima condividere, come dire, un percorso valoriale. Di corteggiamento parla il coordinatore provinciale proprio mentre si apre la stagione degli amori con la primavera e così anche delle politiche. Puntiamo agli amministratori civici capaci, ma non andiamo a cercare militanti tra gli alleati, chiarisce Borgia, che ne fa una questione di correttezza. Ai delusi però fa capire le porte sono aperte. Sarebbe scorretto nei confronti degli alleati e lo vivrei allo stesso modo. È ovvio che nel momento in cui loro ci cercano fanno una trafila molto lunga, li mettiamo alla prova, dopo arrivati al dunque capiamo se, come dire, la loro volontà di entrare è per i motivi che ho detto prima o solo per trovare un posto al caldo. Chiaro. Ecco, Fratelli d'Italia non ha posti al caldo perché qui c'è gente nel partito che lavora da anni. Partito, quello dei meloniani, che la prossima settimana, 22 e 23 di marzo, sarà a Santa Caterina per l'edizione pilota della scuola di politica Destreggiarsi. Diversi gli interventi dal senatore Luca De Carlo all'eurodeputata Elena Donazzan, fino allo stesso Claudio Borgia.
E poi il congresso invece federale della Lega che si avvicina a Firenze, si preparano anche ovviamente le regionali. Sentiamo il punto in casa Lega nel Bellunese. Lega di Belluno per Matteo Salvini, segretario del partito, e Luca Zaia, ancora presidente della Regione Veneto. Il segretario provinciale non accetta né se né ma nell'indicare la linea. Momento importante per la Lega, il congresso federale del 5-6 aprile a Firenze. Candidato al momento è candidato unico il nostro vice premier Matteo Salvini. A livello regionale il segretario Alberto Stefani si è mosso con una mozione da presentare proprio al congresso, approvata dai segretari provinciali, dove si parla di cose imprescindibili per il nostro partito: autonomia, federalismo fiscale, questione settentrionale, vicinanza del movimento ai territori. Ci sono poi gli aspetti internazionali su cui Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia cercano la quadra, perché nel carroccio la posizione su quanto accade a est è ben definita e al momento senza possibili cedimenti. Appoggiamo anche il no soldati all'Ucraina che sta portando avanti Matteo Salvini, e il no all'indebitamento europeo per il riarmo. Il PD regionale veneziano che sta monitorando anche un problema, il problema della casa. Come sapete è un problema che non riguarda solo la provincia di Venezia, ma che sta diventando, dicono i Dem veneziani, sempre più drammatico anche nell'entroterra. Un piano per la residenzialità presentato dal partito in Laguna. Da un lato bisogna ristrutturare tutte le case e darle, ed è scandaloso che dal 2022 non ci sia un bando ERP nel comune di Venezia, ma dall'altra bisogna anche incentivare la locazione privata. Ristrutturazione e assegnazione degli appartamenti pubblici sfitti, 2.500 tra comune e regione, regolamentazione delle locazioni turistiche, incentivi e garanzie per i privati che affittano ai residenti. È un piano casa nato da un ascolto del territorio, quello presentato dal PD veneziano, e che parte da una fotografia impietosa della situazione attuale. Abbiamo una montagna di sfratti in esecuzione per morosità incolpevole, per finita locazione, per occupazione senza titolo, e c'è una povertà che io non mi ricordo in tutta la mia lunga carriera, e tanta disperazione. Ma la vita può essere dura anche in certi appartamenti pubblici. Dove ci sono state le ristrutturazioni ci sono stati risparmi del 65%. Dove non ci sono state ristrutturazioni la gente deve fare la scelta: o mi riscaldo o mangio. E poi ci sono le nuove generazioni. Venezia, questa cosa bellissima per cui ha circa 10.000 studenti fuori sede. Io vi invito a girare per le calli e chiedere quanti di voi vorrebbero il loro futuro in città. Tutti. Quanti di voi lo vedono davvero in città? Pochissimi. Su questo c'è da fare tanto. Gli affitti turistici a Venezia comprendono oramai interi condomini, se non quasi intere strade, e si estendono anche a Mestre. L'emendamento Pellicani, che dai tempi del governo Draghi ha concesso a Venezia di regolamentare il settore, unico comune in Italia, è stato definito dal sindaco Brugnaro una norma comunista. Il Parlamento della Repubblica per la prima volta ha riconosciuto questo problema nel 2022 di fronte a una maggioranza larghissima, partitino del sindaco compreso. Questo è il regolamento di stampo comunista approvato da questa maggioranza larga e che punta a fare, come dicevo, quello che si fa già in tutta Europa. Occorre però che i proprietari degli immobili da affittare abbiano certezze e garanzie, e qui sta una delle novità del piano casa proposto dai Dem. Chiediamo al comune di farsi garante nei confronti dei proprietari, e quindi in caso di morosità intervenga il comune pagando il proprietario. Questa è una delle tante proposte che abbiamo fatto per incentivare la locazione privata. E poi ci sono i nuovi soggetti politici, come il Partito Liberal Democratico, che ha fatto il suo formale ingresso nel panorama politico la scorsa settimana a Roma e che ora cercherà di radicarsi anche in Veneto. Vi fa parte, ad esempio, nella Marca, l'ex assessore di Treviso Beppe Mauro. Liberali vale a dire meno Stato e più privato, democratici perché serve equità. Così Beppe Mauro, già assessore di Forza Italia a Treviso e attuale coordinatore regionale di Orizzonti Liberali, spiega il nome scelto dal nuovo soggetto politico presentato ufficialmente a Roma nei giorni scorsi e che sta cercando di strutturarsi anche in Veneto e nella Marca. Luigi Marattin, Carlo Cottarelli, Oscar Giannino, alcuni degli esponenti del Partito Liberal Democratico. Crediamo che sia arrivato il momento di dare
una possibilità all'elettore differente rispetto allo schieramento di uno o dell'altro polo. La realtà dei fatti è che in 30 anni di alternanza tra destra e sinistra, alla fine le politiche, in particolare quelle economiche, alla fine non sono mai cambiate. E quali sono queste politiche che non sono mai cambiate, sia che governi la destra sia che governi la sinistra? L'aumento delle imposte, delle tasse. Questo aumento sostanzialmente ha contrassegnato tutti questi 30 anni. Questo è un paese che cresce in termini di prodotto interno lordo in crescita reale, cioè il netto dell'inflazione, un quarto rispetto agli altri paesi europei. A fare peggio, rincara Mauro, solo gli scenari di guerra. L'Italia patisce un continuo aumento della spesa pubblica. Cosa bisogna fare? Il buon Cottarelli, che è uno dei nostri amici che partecipano a questa avventura del Partito Liberal Democratico, l'aveva detto anni fa: bisogna fare una spending review, una revisione della spesa pubblica, perché il problema non è spendere sempre di più come vuole la sinistra. Il problema è spendere meglio. Bisogna riportare redditività alle famiglie, servono più soldi alle famiglie. No al leader unico, in estate il partito sarà a congresso e sceglierà il suo referente, a cui periodicamente subentreranno degli altri. Noi ci basiamo sulle idee e non sulle persone, perché le persone cambiano idea e portano poi il partito che comandano a destra, a sinistra, in alto, in basso, senza mai dare chiarezza. Operativamente l'obiettivo dei liberal democratici è comparire con simbolo e candidati sulle schede delle politiche 2027, ma non si esclude una partecipazione alle prossime regionali. Se è vero, come è vero che ci sono altre forze politiche che potrebbero convergere in un centro liberal democratico, si parlava di Azione, si parlava di Italia Viva, potrebbe esserci anche una massa critica sufficiente per essere protagonisti già alle regionali. Però è importante capire che il nostro rimane comunque un partito che è alternativo agli altri due poli. Quindi meno accordi possibili, e se accordi ci devono essere, sono assolutamente accordi su obiettivi utili alle famiglie e ai cittadini. Con Edoardo Paris, Andrea Basso in regia, che ringrazio, mi appello a loro per lanciare la pubblicità, fra pochissimo di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta all'ultima parte di Focus TG, torniamo a Bassano per le parole del consigliere d'opposizione Manuel Remonato sulla partita della polizia locale di Bassano. Il comune di Bassano rivuole i suoi vigili, annunciando che li toglierà dall'Unione Montana. Il provvedimento è passato in commissione fra le polemiche e approderà in Consiglio per l'approvazione entro fine mese. La minoranza affila le armi in vista dello scontro, che si preannuncia molto duro, e c'è chi fa i conti in casa del sindaco per capire come voteranno le varie anime della maggioranza. Anche perché, ricordano dai banchi d'opposizione, la partita è tutt'altro che chiusa. Intanto voteremo a fine mese, quindi la polizia locale non è ancora uscita dall'Unione Montana e non è ancora detto che la polizia locale esca dall'Unione Montana. Remonato fa i conti dell'operazione e attacca il progetto dell'amministrazione Finco. Si sta facendo una scelta che, bisogna essere chiari, è una scelta che a livello economico non andrà ad avere un impatto positivo, e quindi questa questione deve essere tolta. La questione è stata posta su un piano politico e per me è semplicemente un piano di incapacità di gestione del personale che rimarrà lo stesso, e quindi stiamo vendendo ai cittadini di Bassano che risolveremo così i problemi di sicurezza, mentre domani ci troveremo le stesse persone, la stessa modalità. Insomma, per l'opposizione Bassano ci perde in questo scambio, qualcun altro invece potrebbe guadagnarci. A Bassano, uscendo con la polizia locale dell'Unione Montana, perderà un equipaggiamento molto importante. Sono 2 macchine della polizia, 5 motocicli e attrezzature come giubbotti antiproiettile, pistole, che ha acquistato con l'Unione Montana, e non è possibile riportarla a Bassano. Quindi molto semplicemente cosa succederà? Che comuni che resteranno con la polizia locale all'interno dell'Unione Montana, o chi magari vorrà entrarci, avrà a disposizione un parterre regalato anche da Bassano, che ha preso una scelta semplicemente di pancia e non ha voluto ragionarci. Sempre a Bassano, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del degrado in una zona specifica di San Vito. A intervenire anche Stefano Monagato, il presidente del Consiglio Comunale, che abita proprio in quella zona.
il degrado va fermato subito e non lasciato che prosegua. Imbrattamenti sui muri del condominio di via Monte Novegno a San Vito di Bassano, tolleranza zero da parte del presidente del Consiglio Comunale Stefano Monegato, che a San Vito vive e di cui è stato a lungo anche presidente di quartiere. I residenti non sono più disposti a tollerare questo degrado. A San Vito sono state installate 3 nuove telecamere che sono funzionanti e quindi sicuramente possono dare un contributo al controllo del territorio e anche come deterrente per queste azioni. Che siano stati dei ragazzi o delle altre persone, probabilmente le forze dell'ordine sono anche alla loro caccia e sono anche non distanti dal riconoscere queste persone. Qui auspichiamo che vengano trovate. Da quanto si può evincere dalle scritte, pare che gli autori possano essere giovani ed è anche su questo punto che Monegato fa sentire la sua voce. Bisogna anche che le famiglie si attivino e che stiano attente a cosa fanno i loro ragazzi. Già nel passato a San Vito, in un'altra zona, abbiamo fatto degli interventi nel passato che hanno debellato il problema. Questi fenomeni, ripeto, vanno assolutamente monitorati e faremo quanto nelle nostre possibilità per debellarli immediatamente. Da un degrado all'altro, dal quartiere San Vito a Bassano a Vicenza, l'ex centrale del latte. Degrado all'ex centrale del latte, una palazzina all'avanguardia, un punto nero del passato che è stato restituito al futuro con una ristrutturazione che punta a rivitalizzare il quartiere di San Bortolo. Eppure il degrado purtroppo è tornato. Lo abbiamo documentato noi di Rete Veneta grazie alle foto e ai video che ci hanno inviato i telespettatori. E oggi alcuni cittadini con i consiglieri comunali della lista Impegno per Vicenza sono arrivati per un sopralluogo sul posto e per chiedere all'amministrazione di centrosinistra di attivarsi per dare un futuro a quello che oggi è un guscio vuoto. Esattamente, un bellissimo guscio vuoto che avrebbe bisogno di cittadini, di associazioni, di ragazzi che lo gestissero. Nel seminterrato si intravede acqua sui pavimenti, segno che probabilmente ci sarebbero delle infiltrazioni nei locali allo stato grezzo, dove i lavori non sono ancora terminati. All'esterno, invece, l'erba è alta. Oggi che sono venuto qui e vedere con questo degrado mi piange il cuore. Quando diciamo la città ha bisogno di certe esigenze anche per la popolazione stessa, anche per aiutare la gente, convogliare la gente dentro questo ambiente, creare un nido anche per gli anziani, in modo che ci sia un dialogo, portare avanti una certa cultura. E qui vedo un degrado, non vedo niente di buono. Questo lavoro interessante, ma lo trovo abbandonato, quell'erba alta da mesi, si vede da mesi di incuria, sporco, perché è sporco, ci sono iniezioni o anche sigarette. Mi dispiace vederlo così, il luogo storico di Vicenza abbandonato in tal maniera. Sicuramente la struttura è moderna, è veramente molto bella. Il problema qual è? Che è inutilizzata o viene utilizzata veramente molto poco e ha al suo interno anche delle problematiche, anche di filtrazioni, anche nei piani più bassi. Quindi sicuramente una struttura nuova ma vecchia. A metà ottobre l'amministrazione comunale ha coinvolto cittadini, studenti, commercianti, famiglie e associazioni per analizzare e raccogliere proposte sull'utilizzo di questo edificio recentemente restaurato e messo a disposizione del quartiere. Eppure, a distanza di 5 mesi, non sembra ancora chiara la destinazione dell'ex centrale. La Giunta Possamai è capace di creare gruppi di lavoro, concorsi di idee, ma poi ecco, dall'idea bisogna passare ai fatti. Purtroppo questa è la cartina al tornasole di un'incapacità poi di gestire le problematiche. Intanto però, come abbiamo documentato, il degrado purtroppo incombe e allora i cittadini chiedono oggi più che mai risposte concrete. Per ben 20 anni San Bortolo, la città tutta di Vicenza, ha atteso questo progetto e ad oggi, dopo 7 milioni spesi di euro, dopo 3 amministrazioni passate, non hanno ancora e non si vede ancora la luce. E noi chiediamo risposte concrete. Cambiamo argomento, parliamo della rivoluzione del via al test d'ingresso alla facoltà di medicina, rivoluzione di questi giorni, ma il preside della scuola di medicina di Padova, Angelo Deitos, spiega: c'è da chiarire un equivoco, non è stato abolito il numero chiuso. Sentite.
se il tema era migliore il test a crocette o è meglio valutare gli studenti su 3 sostanzialmente esami che saranno chimica, fisica e biologia, io credo che sia equivalente. Ecco, secondo me la narrazione che io faccio fatica a comprendere è che si sia abolito il numero chiuso. Ora, in realtà non si è abolito il numero chiuso perché poi i ragazzi che verranno avviati successivamente al percorso sono nei numeri previsti dalla programmazione del Ministero della Salute. Quindi ho la sensazione che forse il dibattito andrebbe chiarito un pochino anche a beneficio dei cittadini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Allora chiariamolo bene. Allora, al momento quello che noi sappiamo, poiché mancano i decreti attuativi che dovrebbero arrivare entro 12 mesi, che è anche un problema perché in teoria dovremmo partire il 1° settembre, ci dicono che ci sarà un test nazionale, anzi 3 esami nazionali basati sulle materie che vi ho appena enunciato e i risultati di quegli esami nazionali, quindi esami non valutati dai docenti dei singoli atenei ma da un ente superiore, andranno a formare la graduatoria per consentire il passaggio al 2° semestre nei numeri previsti, dice la legge, non dico io, è il 3° comma mi pare della programmazione sanitaria. Quindi o tu modifichi quella programmazione, quindi dice che non saranno più tot ma saranno 10 volte tot, oppure al momento non è stato tolto il vincolo di ingresso. Ci sono dati anche di oggi che dimostrano sostanzialmente che da qui al 2032 avremo una riduzione della curva dei pensionamenti e un incremento fino a 26.000-27.000 nuovi medici all'anno che vengono a laurearsi. Questo tipo di inversione delle curve, di come sono adesso 2025, di fatto, anche se volete, un pochino depotenziano il principio ho bisogno di abolire il numero chiuso per avere più medici. Non sono medici, cambiamo argomento, eppure lavorano, la loro attività è soprattutto negli ospedali ma anche nelle case di riposo e anche nelle scuole e in carcere. Parliamo dei clown di VIP Treviso che il prossimo 23 marzo saranno in campo con una nuova iniziativa benefica. Le superiori è tosta, devo dire è tosta, nel senso che è un po' difficile entrare all'inizio perché naturalmente ci prendono per pagliacci. L'entusiasmo dei bambini delle elementari, la curiosità e la diffidenza dei ragazzi delle medie, ma è alle superiori che la partita si fa più dura. Classi in cui da ormai diversi anni un po' alla volta stanno iniziando ad entrare i clown di Vivere in Positivo VIP Treviso, proponendo agli studenti attività di gruppo. Abbiamo fatto fare delle marionette con dei calzini naturalmente puliti, però usati per far vedere cosa poteva uscire. Ci hanno stupito tantissimo. Allora la prima cosa che è stata detta è sicuramente non mi ricordo da quanto non usavo più una forbice, una colla e un foglio, un pennarello. Non si staccano dal cellulare. E poi riescono a conoscersi non solo dal fatto di colorare o di incollare le cose, ma magari anche quando facciamo delle cose un po' più profonde, salta fuori che hanno delle passioni in comune. E anche quella è una vittoria per noi, perché siamo riusciti a mettere in connessione dei ragazzi che pur vedendosi tutti i giorni non sanno nulla l'uno dall'altro. Con il progetto Scuole, ma anche in carcere minorile a Treviso o nelle comunità alloggio della Marca, dove sono in tanti ad aver dimenticato come si fa a ridere. Cercando di cogliere in loro qualche ricordo che magari li porta al di fuori delle mura del carcere. Lavorando molto sulle emozioni, sul rispetto delle regole e un po' giocando comunque sempre. Il 23 marzo VIP presenta la 3ª edizione della Gnogna Run, dal nome di clown di Angela Mignogna, scomparsa prematuramente. Il ricavato proveniente delle iscrizioni sarà donato alle associazioni dove il gruppo, che conta oggi una 50ina di volontari, fa clown terapia. Partenza dal Bastione San Marco alle 9:30, percorsi da 3 e 7 chilometri. Per portare quel sorriso che lei aveva e portare anche un po' di serenità all'interno della comunità. Iscrivetevi, mi raccomando. Sempre a Treviso il taglio del nastro della mostra sui bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Reperti
Ritratti storici e fotografie in bianco e nero che mostrano la devastazione provocata dai bombardamenti che hanno interessato Treviso durante la Seconda Guerra Mondiale, ad iniziare da quello del 7 aprile 1944. Pioggia di bombe su Treviso, questo è il titolo della mostra ospitata fino al 13 aprile nello Spazio Culturale degli Alpini al Portello Sile. Fotogrammi di un passato che sembra purtroppo quanto mai attuale con i tanti conflitti oggi ancora in corso. Mai è giunta la fine di ricordare momenti come questo, cioè noi dobbiamo perennemente farlo e puntare soprattutto sui giovani ai quali dopo devono passare il testimone. E a sorpresa, dopo il taglio del nastro, in via Tasso è arrivato per una visita privata alla mostra anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il ministro, insieme all'assessore alla cultura Maria Teresa De Gregorio, al consigliere provinciale Davide Acampora e al curatore della mostra Antonello Aurelia, si è soffermato tra le teche e le foto esposte. Queste famose fascette luminescenti che venivano per comprare, per ingannare la contraria. Sono stati 200 morti qua dentro, poi li hanno allineati, vedi che sono ancora qua, li hanno allineati in parte nella chiesa di San Leonardo, l'avevano ricoperto con mattoni che erano sufficienti per gli mitragliamenti, ma erano assolutamente sufficienti per le bombe. L'inaugurazione è stata l'occasione per ribadire l'impegno dell'amministrazione comunale ad inserire nella lapide, custodita nella chiesa della Madonnetta, i nomi di 10 bambini morti nel bombardamento del 7 aprile, rimasti per 80 anni negli archivi dell'anagrafe e che ora verranno ricordati insieme alle altre 128 piccole vittime di quel giorno. Annunceremo il fatto che rifaremo questa lapide scrivendo questi nomi nuovi e aggiungendo in altri 10. Ieri a Treviso anche la 108esima popolarissima, la gara di ciclismo per giovani atleti, una grande festa di sport. 5, 4, 3, 2, 1, È il sindaco Mario Conte a dare il via alla popolarissima numero 108, sventolando la bandiera a scacchi che riporta le date delle ultime gare. Mancano gli appuntamenti del 2020 e 2021 sospesi a causa Covid. Una grande giornata di festa e sport con la prima prova internazionale per gli atleti elite e under 23. Ed è proprio ai giovani ciclisti e più in generale ai ragazzi che si rivolge dal palco il sindaco Conte. I protagonisti sono i giovanissimi. Siccome quando si parla di giovani si parla sempre in chiave negativa, ricordiamoci che questi giovani qua fanno sacrifici, si allenano, rinunce e quindi si impegnano tanto e questi sono i giovani che ci piacciono e non dimentichiamo che 9 giovani su 10 sono così. È che 1 su 10 che rompe le balle al sabato in piazza fa molta più notizia. Sindaco che sempre dal palco ringrazia i volontari, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine impegnati lungo il circuito, con un grazie particolare agli agenti della polizia locale. Per loro, dice, sono giorni difficili dopo la morte del comandante Gallo. Oggi il comando, aggiunge Conte, è seguito da lassù. Ciao Andrea. Un applauso commosso prima della partenza della gara che ha visto impegnati più di 150 atleti, 25 squadre di cui 7 internazionali, in un circuito di 174 km partito da Piazzale Burchellati con traguardo in viale Fra Giocondo. Grande competizione, possiamo dire che è la Milano-Sanremo dei dilettanti, siamo felici perché ha fatto a Treviso ancora una volta. Questa edizione rappresenta anche il 4º Memorial Giovanni Pinarello in collaborazione con la famiglia Pinarello per onorare la memoria del fondatore dell'omonima azienda ciclistica. Per noi ha anche un significato molto particolare, siamo molto legati soprattutto ai trevigiani e che sia un augurio per questi ragazzi giovani che ci mettano la grinta, la passione, l'entusiasmo. Spazio poi alla gara, non sono mancate alcune cadute, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli atleti. Alla fine la vittoria in volata è andata a Iva Smirnov che ha battuto Matteo Baseggio e Lev Gonov. Dal ciclismo al basket con i ragazzi del settore giovanile del Montebelluna che hanno dato un po' di allegria agli anziani ospiti della casa di riposo cittadina. Guardate.
Un vero pomeriggio di sport con i giovani cestisti del Montebelluna Basket che hanno tirato a canestro insieme agli anziani della casa di riposo Umberto I, dove è stato ricreato un campetto di gioco. Una quarantina gli atleti, la maggior parte del settore giovanile, guidati dal presidente Oscar Lucati, che hanno incontrato gli ospiti del centro servizi, ma è stato il sindaco Adalberto Bordin a tirare i primi palloni. Bordin che ha sottolineato la bellezza e l'importanza di questo incontro tra generazioni. Ciò dimostra che non tutti i ragazzi sono come alcune persone li vogliono descrivere, ma sono dei ragazzi sani che si mettono in gioco a disposizione della comunità. Il centro di servizi è aperto al territorio e alla cittadinanza, all'interscambio, perché crediamo che il benessere dei nostri assistiti passi per la socializzazione e accogliere la cittadinanza, i residenti, le loro famiglie. E c'è stato anche un momento showtime da parte dei giovani atleti tra i 12 e i 21 anni che hanno dato spettacolo facendo roteare la palla su un dito solo o con altre dimostrazioni di abilità. Entusiasmo e sorrisi non solo da parte degli anziani, l'esperienza ha arricchito anche e soprattutto i ragazzi. Io gli ho ricordato anche che un domani non devono dimenticare questi momenti, ma riuscire a portare a casa anche i propri nonni, i propri bisnonni e quant'altro un momento di felicità, rimanendo assieme, stringendo la mano e possibilmente una carezza. Gli eventi sportivi all'Umberto I proseguiranno nei prossimi mesi con altre attività. A maggio la visita degli atleti del Montebelluna Volley per una vera partita nella struttura. In estate una dimostrazione di tiro con l'arco a cura dell'Archery Club Montebelluna e a settembre la tradizionale visita della delegazione dell'Associazione Palio di Montebelluna. Bravi ragazzi, insomma, sia per il ciclismo che per il basket. Il Focus TG si ferma qui. Ringrazio ancora Andrea Basso e Edoardo Paris in regia. Arrivederci.